La seconda canzone invece, che dedichiamo al coro ma anche a voi, vuole celebrare per appunto la vostra terra. Si tratta di Ea Sunat, che è una canzone a noi molto cara per via dell'arrangiatore Gianni Malatesta. Dovete sapere che Malatesta, il maestro, fu un grande amico, ma soprattutto il punto di partenza del coro Castello. Il nostro primo direttore, Tony Battistella, di cui vi menzionavo prima, per imparare, diciamo, i trucchi del mestiere, quando era ancora studente di medicina, si recava ogni sera, dopo il suo praticantato da dottore, a Padova, per andare a partecipare alle prove del coro Trebbini, che appunto il maestro dirigeva. E la canzone celebra il finire del giorno, le campane del vespero che toccano e suonano, dando la buonanotte a tutti voi. La composizione ha davvero colpito il cuore di noi coristi e maestro, trattandosi di un gioco armonico dove i bassi mimano le campane, mentre i primi tengono la linea melodica, a sua volta aperta e chiusa da una voce solista. E quindi è assunto.